Ad Agrigento a San Leone sarà avviato domani, domenica 10 dicembre, dalle ore 10 in poi, il Mercatino di Natale, un'iniziativa promossa dalla Pro Loco di San Leone, presieduta da Pachito Danile, con il patrocinio del comune di Agrigento. La manifestazione, oltre il 10, si svolgerà anche il 16 e il 17 dicembre e poi dal 20 al 24 in piazza Montessori, innanzi alla scuola. Saranno promosse e valorizzate le tradizioni natalizie con gazebo riservati ai commercianti che esporranno le loro specialità sia in ambito alimentare che artigianale, tra addobbi e luminarie per evocare l'atmosfera natalizia nella frazione marina di Agrigento. È un'iniziativa fatta per fondamentalmente portare un po' di Natale anche a San Leone, è nata diciamo dall'idea dei residenti di San Leone, portata avanti anche dalla Pro Loco di San Leone, grazie all'interessamento del sindaco di Agrigento, il dottor Franco Miccichè, grazie all'interessamento di Carmelo Cantone e grazie all'interessamento di Fabio La Felice, che ha contribuito veramente, si è dato anima e corpo per la riuscita di questa manifestazione. Inizierà domani, giorno 10 di dicembre, 10:30 del mattino, ci sarà l'inaugurazione col taglio del nastro e questo mercatino di Natale dove si esporranno prodotti tipici dell'artigianato locale, ma tante anche altre realtà, prodotti diciamo le cornie culinarie e tanto altro. Inizierà diciamo al mattino, terminerà la sera, ma poi sarà anche nei giorni del 16 e del 17 di dicembre e poi il 20, 21, 22, 23 e 24 compreso. Ci saranno dei momenti di intrattenimento sia con la musica dal vivo ma anche dei DJ set, insomma, delle novene, e diciamo che c'è stato un contributo importante da parte di tutti i residenti di San Leone, qualcuno ha donato qualcosa sempre diciamo, a disposizione, i commercianti di San Leone, Lungomare, Falcone e Borsellino hanno fatto un'iniziativa molto pregevole, lodevole, aiutati anche dal sindaco di Agrigento, dal comune di Agrigento, realizzando, come avete ben visto, le luminarie che danno quell'area di natalizia che è tipica di questi posti, insomma, che ci scalda il cuore. Oltretutto ci sarà l'oratorio di San Leone, qui in piazza Montessori, dove vedete alla scuola, quindi è l'oratorio, ci sarà la casa di Babbo Natale con laboratori per i bambini, laboratori che stanno riscuotendo grande successo. Ringrazio particolarmente anche il parroco della chiesa di San Leone, Don Maurizio, che è sempre a disposizione, e la fervida mente di Ilenia Fiabesco, che curerà gli allestimenti. Abbiamo voluto dare un'impronta ben precisa, l'impronta è quella della San Leone diciamo, storica, se vogliamo. San Leone non c'è un vero e proprio centro storico, però certamente il nucleo si è sviluppato sulla scuola, la chiesa e l'oratorio. Ecco, questi tre punti cardinali per noi di San Leone sono importanti. E poi oltre questo capite bene che essere esposti ad agenti atmosferici nel lungomare ed essere invece raccolti in una piazzetta come questa è sicuramente molto più opportuno, ma anche, consentitemi, molto più caratteristico.